Era il 30 ottobre 1226, 894 anni fa esattamente, quando qui a Ospitale si radunarono i regolieri di Vinigo e di Ampezzo per partecipare con altri alla consacrazione di una piccola chiesa che è questa. Invitarono il notaio Gherardo a leggere e a firmare una pergamena in cui era scritto: in nome proprio e della comunità di Vinigo si proibisce al vescovo ausiliare del patriarca di Aquileia, che allora era Bertoldo di Anderlecht, e dell'imperatore Federico II e del papa, rappresentanti ovviamente, il papa di allora era Onorio III, del conte di Camino e dai rappresentanti delle regole del Comelico, Valesella e di Pieve, nessuno di costoro deve immischiarsi in questi pascoli, neppure per la manutenzione di questa piccola chiesa e del vicino ospizio. Devono lasciarci liberi come lo siamo ancora oggi, da sempre. I presenti presero atto dell'incredibile fierezza di questi regolieri che riconfermarono la loro proprietà assoluta, convalidata da tempo dai conti da Camino. Ho voluto ricordare questo importante testo di pergamena per conoscere di quale tempra erano i regolieri cresciuti e difesi nello Stato patriarcale. Gli storici che noi conosciamo, Pietro Alverà e Giovanni Fabiani, precisano che il Cadore potrebbe essere stato evangelizzato già nel secondo-terzo secolo da Sant'Ermagora, almeno nei centri più abitati. Nel V secolo il Cadore dipendeva da Iulium Carnicum, oggi Giulio, ma nel 717 fu inglobato, incorporato nel patriarcato di Aquileia. Successivamente, soprattutto nell'Alto Medioevo, la conquista della Pusteria da parte dei Baiuvari costrinse le popolazioni locali a rifugiarsi intorno alle valli del gruppo Sella, nelle 5 valli di Fassa, Livinalongo, Ortisei, Badia e Ampezzo, conservando in queste valli la lingua e la cultura latina, o meglio ladina. Nel VII secolo poi arrivarono i Longobardi che istituirono i decanati, le 10 comunità. Nel 769 i benedettini monaci si insediarono a San Candido, ma è bene ricordare che fino al 1342 i monaci del monastero benedettino di Busco, vicino a Oderzo, possedevano vasti territori sia in Cadore e anche in Ampezzo. Una data importante da ricordare, il 3 aprile del 1077. L'imperatore Enrico IV, quello di Canossa, tanto per precisare, donò al patriarca di Aquileia Sigeardo di Beilstein e ai successori ovviamente il potere civile e religioso sul Friuli, il Cadore, la Carinzia, la Slovenia, la Croazia, l'Istria e altro ancora. Perché è importante questa data? Perché il 3 aprile nacque il popolo friulano, nacque e iniziò lo Stato patriarcale, feudo dell'impero ovviamente, e dal 1138 al 1306 il territorio fu governato dai feudatari, i conti da Camino. Il potere del patriarca si estendeva a ovest al fiume Livenza e al Cadore,
difeso da due castelli, di Pieve e di Bottestagno, luoghi importanti per comprendere la capacità difensiva dello Stato patriarcale. Un esempio? Tra il 1411 e il 1412 le truppe dell'arciduca Federico d'Austria si scontrarono qui, proprio qui, a Ospitale, con i regolieri di Vinigo che presiedevano la loro proprietà. Le truppe dell'arciduca intendevano ovviamente andare oltre, occupare Ampezzo e poi giù, verso il Cadore e la pianura, ma furono fermati dalle truppe armate dei Cadorini e dei Friulani, accorsi a difendere il confine dello Stato patriarcale. Evitarono in questo modo l'aggregazione all'impero germanico. Il fatto accadde il 19 gennaio 1412 e in ringraziamento di questo scampato pericolo, non era il primo, gli ampezzani istituirono la festa di voto e la Chiesa successivamente della Madonna della Difesa, devozione diffusa in altri paesi del Cadore come a San Vito, a Vigo e a Lorenzago. Non era la prima volta appunto che le truppe patriarcali difesero la libertà loro dai tentativi di conquista da truppe provenienti dal Tirolo, dall'Ungheria anche, o addirittura di Can Grande della Scala e dei vari eserciti imperiali. Lo sarà anche dopo. Tra i molti patriarchi, Ampezzo ricorda in modo particolare Bertrando di San Genesio, che operò riforme civili e amministrative contro i signori che si erano costruiti all'interno dello Stato patriarcale dei veri e propri castelli. È ricordato anche per le riforme religiose, dando largo spazio, ad esempio, ai frati mendicanti, i domenicani e i francescani, e istituì a Pieve di Cadore un arcidiaconato e poi diede origine anche alle parrocchie del Cadore. Nel 1347 venne proprio a Pieve di Cadore a prendere possesso del castello, dove confermò lo statuto ai delegati dei capi famiglia, i quali gli promisero obbedienza e fedeltà. Chiesero però un rappresentante del patriarca per amministrare con fedeltà e giustizia tutti gli abitanti, soprattutto non i ricchi e i poveri, perché la ricchezza era benissimo distribuita fra tutti, ma sani e ammalati. Il principio è sintetizzato nello stemma del Cadore: Justitia et fide conservabitur, cioè noi potremo vivere qui con la giustizia e con la fedeltà. Inoltre gli abitanti chiesero che nessun fante uscisse dal Cadore e dal Friuli. L'uso delle armi era permesso solo per difendere i confini dello Stato patriarcale. E nel 1347 il patriarca approvò lo Statuto del Cadore, ottenendo in questo modo al Cadore la massima autonomia, con leggi proprie, autogoverno, una propria polizia e l'amministrazione delle leggi, l'amministrazione giuridica. Ampezzo in questo modo realizzò quanto sta scritto nello stemma del proprio comune: modo vivo accatuta quiesco, cioè vivo accontentandomi del necessario, modestamente, e riposo tranquilla. Il patriarca trovò queste suppliche ragionevoli, confermando di rispettare le immunità di queste popolazioni e dei loro eredi. Il Friuli, durante la sovranità politica e religiosa del patriarca, divenne orgogliosamente una piccola patria e il Cadore
una piccola repubblica indipendente, un comune rurale in sostanza, autonomo, come erano i comuni delle città del Veneto, della Lombardia, dell'Alta Italia, riconoscendo un'unità di sangue, di lingua e di tradizione come ogni piccola nazione. Questa linea politica fu seguita sostanzialmente anche dal 1420 al 1797 dalla Repubblica di San Marco di Venezia e poi dall'Impero d'Austria, meno dai governi successivi. Non dimentichiamo anche le influenze religiose che il patriarcato d'Aquileia ha lasciato anche in questo territorio d'Ampezzo e di Cadore. Il patriarca, non potendo essere vicino alle parrocchie che aveva istituito, istituì invece l'arcidiaconato con sede appunto a Pieve di Cadore. E fino all'Ottocento si cantavano ancora nelle nostre chiese melodie di origine aquileiese, ad esempio i salmi dei Vespri e in altre circostanze liturgiche. Alcune persone anziane ricordavano anche certe preghiere, in modo particolare la devozione all'angelo custode, preghiere che venivano dette un po' in lingua ladina, cadorina, ampezzana e friulana. Alcune persone quindi avevano ancora questo attaccamento ai tempi dei secoli passati. E ancora un'altra abitudine, così mi hanno assicurato, durante la messa, quando c'è la consacrazione dell'ostia santa e del calice, c'è l'abitudine di fare il segno della croce. Queste popolazioni quindi hanno in comune una storia ricca di valori fondati appunto sulla giustizia e sulla fedeltà da una parte e dall'altra, valori che vanno conservati e tramandati come base fondamentale di ogni Stato ancora oggi. Qui siamo nella sala affrescata da Louis d'Origny all'inizio del Settecento, precisamente fra 1709 e 1710, quando la villa conosce un periodo di grande sviluppo e appunto di arricchimento. La sala, scusatemi, è decorata sul soffitto con un trionfo della primavera. Forse l'occasione di questa rappresentazione è stato un matrimonio, infatti la celebrazione della primavera è interpretata da figure femminili, mentre sulle pareti alle mie spalle vedete delle scene a monocromo su fondo oro che raccontano visivamente degli episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Dietro di me in particolare ci sono Bacco e Venere, mentre alla mia destra un episodio un po' più cruento, quello di Marsia, il satiro scorticato da Apollo che aveva sfidato a suonare il flauto. Qui siamo nella sala della tenda di Villa Manin. La sala si chiama così perché appunto l'elemento più di spicco della decorazione è rappresentato da questa tenda alle mie spalle, una tenda di gesso che sembra aprirsi su di uno spazio immaginario.
e la tenda non solo appunto ha delle pieghe, dei drappeggi, ma è anche sostenuta da un'asta di ottone con degli anelli, quindi l'effetto è quanto più realistico possibile. La tenda è decorata di broccato, sopra è dipinto lo stemma dei Manin, ma anche il corno dogale, perché la tenda fu realizzata proprio a celebrazione delle elezioni di Ludovico IV Manin a Doge di Venezia nel 1789. E la decorazione della sala prosegue sempre con effetti illusionistici, con una serie di anfore e di obelischi appoggiati su delle mensole che sembrano sporgere nello spazio. Poco fa abbiamo attraversato la sala della tenda con una tenda di stucco. Qui alle mie spalle invece trovate una porta dipinta, quindi di nuovo si manifesta il gusto dei Manin per le architetture fantastiche, gli spazi così creati illusionisticamente. Questa sala, come le altre due adiacenti, sono le cosiddette sale delle prospettive di Villa Manin, che sono appunto affrescate con delle architetture immaginarie, opera di un artista piuttosto misterioso, Pietro Oretti, che nei primi anni del Settecento appunto le decora, ma il cui lavoro non è documentato in nessun altro luogo se non qui a Villa Manin. Qui siamo nel salone centrale di Villa Manin, che era la sala di rappresentanza per antonomasia, un salone alto 3 piani, tutta l'altezza della villa, escluso il belvedere, e come vedete sopra di me c'è un ballatoio che non solo ha la funzione di mettere in collegamento le due ali della villa al primo piano, ma aveva anche la funzione di ospitare i musicisti che erano chiamati ad allietare appunto alle feste, i banchetti che si tenevano qui. Mentre qui alle mie spalle vedete un plastico di Villa Manin che abbiamo ricoverato temporaneamente qui mentre ci apprestiamo a un restauro, un plastico che ci dà l'idea del complesso e dell'ampiezza di tutto il comprensorio della villa con il parco. Qui siamo nella camera di Napoleone, la stanza che Napoleone Bonaparte occupò a Villa Manin fra agosto e ottobre 1797, quando si preparava a sottoscrivere, discuteva con gli austriaci, si preparava a sottoscrivere il trattato di Campoformido. Qui lo raggiunse anche Giuseppina de Beauharnais e quindi qui in questo letto i due coniugi apparentemente hanno passato le loro notti. Qui vediamo anche il leone di San Marco, che però è l'animale che purtroppo in questa storia fa la fine peggiore, nel senso che il trattato di Campoformido segnò anche la fine della Repubblica di Venezia. Qui siamo in un'altra delle stanze affrescate da Pietro Oretti, in un'altra delle sale delle prospettive, e questa in particolare era anche però la sala del biliardo, perché qui c'era un antico appunto esemplare di biliardo, tanto antico che sembra fosse utilizzato anche dalle delegazioni austriaca e francese per sfidarsi rilassarsi durante le trattative che hanno portato al trattato di Campoformido. Dicevo, qui siamo saliti nel belvedere, che è una delle ultime cose che vengono costruite della villa. Viene costruito fra il 1740 e il 1750 perché ci si accorge che la villa a quel punto che si è molto allargata, non ha più slancio verticale. Allora viene costruito, viene sopraelevato
viene sopraelevata la parte centrale e vengono costruiti dei timpani, che sono quelli che oggi vediamo. Qui ci troviamo appunto nel belvedere e siamo sopra il salone centrale. Sopra di noi ancora notiamo un'apertura circolare che è quella che permette dal punto più alto della villa anche di manovrare il lampadario del salone centrale in modo da poterlo accendere e pulire all'occorrenza. Evidentemente non c'erano interruttori elettrici, ma andavano accese tutte le candele. E vediamo anche, cosa che è molto interessante, la tessitura di travi che servivano a sostenere il soffitto. La cappella viene costruita e abbellita alla fine del Seicento, ma a quell'epoca è ancora un edificio distinto rispetto alla villa. Oggi dalla Barchessa accediamo direttamente alla sacrestia e alla villa. Un tempo non era così, perché solo successivamente, quando negli anni 30 del Settecento vengono allungate le Barchesse, i due edifici, cioè appunto il complesso della villa e la cappella, si congiungono. La cappella ha una base ottagonale e ad essa si congiunge invece appunto la sacrestia, che è rettangolare. La sacrestia, anziché essere semplicemente uno spazio di servizio della chiesa, ha in realtà la funzione di una cappella privata, infatti è decorata almeno tanto riccamente quanto la chiesa stessa. Sono particolarmente notevoli gli altari di torretti, in particolare l'altare del Carmelo, dove vediamo una serie di anime penitenti, le anime del Purgatorio, che tendono verso la Madonna dibattendosi fra le fiamme.
Sit ad virginem numquem vis angelum, sed fortitudinem suam archangelum, amator hominis. Fortem expediat pro nobis nuntium, nature faciat ut prejudicium, in parto virginis. Naturam superat natus rex gloriae, regnat et imperat et simus gloriae, tollit de medio. Superbientium terat fastigia, colla sublimium calcet impropria, potens impredio. Fora seiciat mundanum principe, secumque faciat matrem participem, patris imperii. Exequi mitteris et dona dissere, revela veteris velamen littere, virtute nuntii. Accede denuntia, dicave Dominus, dic plena gratia, dic tecum Dominus, et digne timeas. Virgos oscipias Dei depositum, in quo perficias castum propositum, et votum teneas. Audit et suscipit puella nuntium, credit et concipit et parit filium, sed admirabile. Conciliarium humani generis, et Deum fortium et patrem posteris, in fide stabile. Cuius stabilitas nos redat stabiles, neras mobilitas mundana labiles, secum precipitet. Sed dator venie concessa venia, per matrem gratiae obtenat gratia, in nobis habitet. Natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem, Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Per Gabrielem nuntium
Virgo concepit filium, Virgo concepit filium. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Assumt sit carnem filius, Filius, Dei Patris Altissimus, Dei Patris Altissimus. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Hic iacet in presepio, presepio, qui regnat sine termino, qui regnat sine termino. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Reges des Abba veniunt, veniunt, auruntus mirram conferunt, auruntus mirram conferunt. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Intram est domum invicem, novum salutant principem. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Intrant sta in gaudio, benedicamus Domino, benedicamus Domino. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena. Laudetur Sancta Trinitas, Trinitas, Deo dicamus gratias, Deo dicamus gratias. Alleluia, 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 Ave Maria, gratia plena.
sit omnis caro venum, et os venum fiat cenum, homo quid extalleris. Cerne quid est et quid eris, modo flos est et verteris, in favillam cineris. Terram terris, terram geris, et in terram reverteris, quid et terra someris. Homo dictos es ab homo, cito transis quia fomo, similis efficieris. Nunquam in eodem statu permanens dum subrotaku, huius vitae volveris. Terram terris, terram geris, et in terram reverteris, quid et terra someris. Veritatum incrementa immo magis detrimenta, in acquita polveris. Sic ut umbra cum declinat, vita fugit et festinat, claudit metam funeris. Terram terris, terram geris, et in terram reverteris, quid et terra someris. Osos gravis, osos dura, osos dira quam natura, promulgabit miseris. Quam nascens cum errore, vitam ducis cum labore, et conmetum moveris. Terram terris, terram geris, et in terram reverteris, quid et terra someris. Ergo cum sis qualitatem tuae sortis corruptatem, carnis quare sequeris. Memento temoriturum, et post mortem domessurum, quod semina veris.
qui de terra someris. Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discus surus. Tuba mirum spargens solum, per sepulcra regionum, coget omnes ante trollum. Mars turbit et natura, cum resurge creatura, iudicanti res consura. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, onde mundos iudicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, nil in ultum remarebit. Quid sum miser tunc dictorus, quem patronum rogatorus, convix justus sit securus. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tue vie, nelle perdas illa mie. Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tanto labor non sit cassus. Juste iudex sulcionis, donum facre missionis, ante diem rationis. Ingenis cotam quam reus, culpa robet cultus meus, supplicanti parce Deus. Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti, mihi quoque spenderisti. Reces me non sunt dignes, et tu bonus fac benigne, ne perenni cremerigne. In te oves locum presta, et
maledictis, flammis sacribus addictis, voca mecum benedictis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere cura mei finis. Lacrimosa dies illa, quare surget ex favilla, iudicandus homo reus, uic ergo parce Deus. Pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amen.
Submersus iacet Pharao, letentor filii Io, cantem sorores Aaron, cum modulo, quia surrexit Dominus de Domolo, submersis persequentibus, letis cantemus vocibus, et innunziemus gradibus, cum modulo, quia surrexit Dominus de Domolo, in Galilea ibimus, ibi Iesum videbimus, ibi leti cantabimus, cum modulo, quia surrexit Dominus de Domolo. Festum quodic est anno, erit nobis continuo, alleluia perpetuum, cum modulo, quia surrexit Dominus de Domolo. Benedicamus Domino, alleluia, alleluia. Benedicamus gratias, alleluia, alleluia. Lex fidelis ermatore, gratulaetur in honore, de quo marci successore gaudet aquilegia, cuius consors fortunatus, qui est vere fortunatus, quam cum illo coronatus,
spide poverem, afflictus in carcerem, per magoras mittitum. Qui contemptis omnibus, penis et tortoribus, non nimis non precibus, nec certore frangitur. Quo precante Dominum, prose et proceteris, fulget pater Dominum, in occulto carceris. Pontianus igitur, lumen missum celitus, videt et regicitur, templum sancti spiritus. Fama lucis nunciatur, ceca lumen contemplatur, fide Patris liberatur, puer ademum mio. Unde multi baptizati, mano sancti fortunati, dant honorem Trinitati, credunt ei filio. Quem sebastus lamine, sebastans crimine, pro Christi certamine, vinctum tradit carceri. Ubisius socias, Christos reddunt gratias, illata signorias, ascribentes moneri. Nocto quorum opere, diesit religio, decollant in carcere, gentis superstitio. Quorum qui capitibus certadat victoriae, nos eorum regibus configuret gloriae.
dissolutus, mites facet castus. Sit laus Deo Patri, summo Christo Decus, Spiritu